Sindaco, sono in corso le ricerche di un ragazzo che è scomparso dopo una festa. Ecco, dov'era la festa e cosa stanno facendo in questo momento i vigili del fuoco e tutti i soccorritori impegnati? Sì, la ultima segnalazione, la festa era qui in Abbazia di Vidore, una festa privata, e la ultima ora più o meno verso le 3 l'hanno visto che era ancora qui in questo luogo, poi non l'hanno più visto, l'hanno visto allontanarsi, però non hanno ben visto che direzione abbia preso. E poi questa mattina qui ha lasciato la macchina, ha lasciato anche, mi pare, i documenti, il telefonino, e quindi sono partite le ricerche subito, prima da quelli che avevano qui della festa, e poi ovviamente è stato attivato tutte le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della protezione civile. Ecco, dove si stanno concentrando le ricerche? Ma più verso l'alveo del Piave in pratica, ecco, perché probabilmente adesso ho visto che prima c'erano anche i cinofili qua, quindi valuteranno loro dove proseguire se trovano le tracce che aveva lasciato questa persona, insomma.